Ora vi spiego il motivo per il quale il Pitbull è il cane più efficace e sicuro del mondo. No, non è una provocazione, è una tesi che sosterrò punto per punto, con dati, storia, con genetica, senza saltare una sola delle obiezioni che meritano di essere fatte, come è giusto che sia. Ma una volta per tutte proviamo a fare un po' di chiarezza, almeno su quelli che sono più o meno dei dati oggettivi. Parte da una domanda che quasi sempre nessuno si pone. Se il Pitbull fosse davvero nel suo progetto genetico un'arma puntata contro l'uomo, perché un secolo intero lo abbiamo messo nelle mani dei bambini? Perché lo abbiamo messo sui manifesti del reclutamento militare, nei salotti della working class, al fianco dei soldati in trincea? Non è una domanda retorica buttata lì per aprire il video. Non serve, è la domanda che, se seguita fino in fondo, smonta pezzo per pezzo il verdetto sommario della grande retorica con cui si apre ogni giorno il telegiornale. La risposta cambia buona parte di ciò che pensate di sapere su questo cane, e cambia anche il modo in cui da qui in avanti guarderebbe ogni altro cane che vi hanno insegnato a temere. C'è un processo che va avanti da 40 anni e l'imputato è sempre lo stesso. Le prove sono sempre le stesse 3 foto, gli stessi 3 titoli di giornale, la stessa mascella che si stringe nell'immaginario collettivo prima ancora che il video parta. Nessuno chiama i testimoni, nessuno guarda il fascicolo per intero, e il fascicolo in questo caso è lungo 1,5 secoli. Cominciamo da un dettaglio che il racconto pubblico ha rimosso quasi del tutto. Fino agli anni 30 del Novecento, l'American Pitbull Terrier, o le razze a esso imparentate, non era il cane del sospetto, era letteralmente il cane d'America. Compariva sui manifesti di propaganda della Prima Guerra Mondiale come simbolo della nazione. Magari qualcuno di voi questa cosa non la sapeva. Il sergente Stubby, uno dei cani da guerra più decorati della storia americana, apparteneva proprio a questa tipologia. Il cane della serie comica Little Rascals, uno dei personaggi canini più amati dal mondo dell'epoca, chiaramente oggi ne abbiamo perso la memoria, era un pitbull. Nessuno di questi fatti da solo dimostra che il cane sia innocuo, non lo è, ma quale cane lo è? Ma insieme raccontano qualcosa che invece merita la nostra attenzione. La percezione pubblica di questa razza si è ribaltata di 180 gradi nel giro di 2 generazioni, senza che la genetica del cane cambiasse alla stessa velocità. Un animale non muta il proprio patrimonio genetico ereditario in 40 anni. Questo deve essere chiaro. Una narrazione, sì. Io il fascicolo non l'ho aperto parzialmente, l'ho aperto per intero. E la prima cosa che salta agli occhi è che il pitbull, quello vero, non il fantasma mediatico che gli somiglia nelle fotografie sgranate dei siti di cronaca, nasce da una selezione tra le più precise e documentate della storia della cinofilia. Non un incidente genetico, un progetto con uno scopo dichiarato ed una metodologia riconoscibile. E un progetto lo si giudica guardando ciò che è stato progettato per fare. Giudicare una bicicletta al fianco di un pesce rosso e chiedersi quale dei 2 nuota meglio è un esercizio di fantasia. Una cosa è, o un essere è, per ciò che è realmente, non ciò che gli abbiamo attribuito dopo per comodità narrativa, per riempire la quinta di copertina o per la necessità di avere un colpevole facile da riconoscere per strada. Per capire cosa sia davvero un pitbull bisogna partire da dove nasce.
e non è dove pensate. Nell'Inghilterra medievale e poi in quella vittoriana il bullbiting era uno spettacolo pubblico legale. Cani da presa venivano aizzati contro un toro legato in piazza davanti a un pubblico che scommetteva su quello che era l'esito. I cani impiegati erano gli antenati diretti dell'attuale bulldog inglese, ma erano più atletici, più performanti e meno brachicefali dell'esemplare da esposizione che conosciamo oggi. Come è ovvio, dovevano avere una presa fissa sul muso dell'animale, resistenza al dolore e una soglia di reattività verso gli esseri umani presenti a bordo ring pressoché nulla. Ed è qui questa frase che ci porteremo dietro per tutto il documentario. Chi maneggiava i cani doveva poterli avvicinare, agganciare, allontanare in mezzo alla folla senza rischiare a sua volta di essere morso, cioè nessuna aggressività rediretta. Nel 1835 il Parlamento britannico vieta il bullbaiting con il Cruelty to Animals Act. Chi viveva di scommessa sui cani però non si arrende, come è nella logica delle cose in tutti i tempi, in tutti i mondi. Sposta il teatro dello scontro con il toro allo scontro tra cani. Più facile da nascondere in un capannone o in una cantina che in una piazza pubblica. Nasce così, nel giro di poche decadi, il fighting organizzato come lo intendiamo storicamente. E con esso nasce l'incrocio tra bulldog e terrier, che darà origine direttamente al pitbull moderno. Sì, lo so, di mezzo c'è il mondo, ma io il tempo che ho a disposizione più o meno è questo. Dal bulldog la presa e la resistenza, dai terrier la rapidità, l'agilità e la determinazione predatoria. Quegli animaletti che avete a casa, i Jack Russell o tutti i terrier, i fox, hanno determinazione che in natura non esiste. Qui arriva il punto che il racconto pubblico salta quasi sempre, a piè pari, ed è invece il cuore della tesi che sto sostenendo. I dogman dell'epoca, gli allevatori delle linee da combattimento, quelli criminali secondo gli standard di oggi, ma meticolosi secondo gli standard di qualunque selezionatore, dovevano entrare fisicamente nei pit, in mezzo a due cani sovraeccitati e sanguinanti, dovevano agganciarli per lo scroto, separarli a mani nude, spesso infilando le dita vicino alla bocca dell'animale nel pieno dell'eccitazione da combattimento. Un cane che in quella fase avesse mostrato anche solo un accenno di aggressività verso l'handler non era un cane con un difetto caratteriale minore. Era un cane inutilizzabile. Già questo toglierebbe un sacco di roba e spesso, oltre che inutilizzabile, pericoloso per lo stesso uomo che lo possedeva. Per questo storicamente nei pit dog da combattimento aggressività nei confronti dell'handler era un tratto attivamente e fattivamente indesiderato e veniva selezionato negativamente generazione dopo generazione, mentre veniva mantenuta, anzi ricercata, incoraggiata e premiata nei tornei l'aggressività competitiva verso gli altri cani, quella che nel gergo storico della disciplina viene chiamata gameness. Noi non siamo qui per giudicare, la determinazione a proseguire lo scontro, l'ingaggio, l'engagement, nonostante il dolore. Non per bontà d'animo di chi allevava questi cani, per necessità pratica, quasi meccanica. Un allevatore che lavorava a stretto contatto con animali di questa taglia e di questa determinazione non poteva permettersi economicamente e fisicamente una linea di sangue che mordesse chi la gestiva. Le fonti storiche del dogfighting ottocentesco e primo novecentesco convergono su questo punto con una coerenza rara. La docilità verso l'uomo era una firma, un requisito, una necessità, non una eccezione, era lo stereotipo, non il fenotipo.
La pratica arrivava, secondo diverse ricostruzioni storiche del periodo, fino alla cucciolata. I cuccioli che mostravano segnali precoci di aggressività verso le persone, ad esempio il test di Campbell, prendi in mano il cucciolo ruga o ringhia, venivano separati già da subito dal resto della linea riproduttiva. Capisco che per certi meccanismi si debba essere un po' più addetti ai lavori. È una pratica che oggi sul piano etico non ha alcuna giustificazione. Ed è bene dirlo, il ricercare cani aggressivi sull'uomo significa ricercare un cane che non è un pitbull, cioè stai ricercando, allevando, creando, forzando la mano su un'altra cosa, perché questo documentario non intende in alcun modo riabilitare il dogfighting in sé, ma ci mancherebbe. Una pratica crudele e oggi illegale in tutti gli stati americani, figuriamoci quelli occidentali, e porca miseria vorrei vedere, ma sul piano meramente e puramente selettivo. L'effetto netto di quella pratica spietata è stato coerente nel tempo, rafforzare generazione dopo generazione l'affidabilità di questi cani nei confronti delle persone. C'è anche un secondo elemento meno noto che rafforza questa lettura e smonta la logica terroristica di tutto il resto. Gli stessi documenti dell'epoca con chiarezza sottolineano la determinazione a proseguire lo scontro con un altro cane è quella che veniva chiamata con disprezzo man fighting, ovvero aggressività verso l'uomo. Nei documenti storici considerata un difetto grave e squalificante, non un pregio da ricercare, ma un cane che si fosse rivoltato contro l'handler nel pit non veniva celebrato come più feroce, veniva marchiato come inaffidabile, via, e allontanato, seduta stante dal programma riproduttivo. Non c'erano i soldi per sbagliare, non c'erano le possibilità per sbagliare. La distinzione tra le due forme di aggressività, quella che oggi il dibattito pubblico fatica a fare, era invece chiarissima proprio a chi questi cani li allevava per mestiere. Fermatevi un attimo su questo paradosso, perché è il centro di tutto quello che segue. L'ambiente più violento e meno regolamentato della storia cinofila, il dogfighting clandestino, è un contesto che nessuno vuole difendere sul piano etico, e non mi stancherò mai di dirlo, tantomeno qui, ma bisogna dirle le cose, cioè il fatto che uno non debba dire delle cose non significa che quelle cose non abbiano prodotto nel tempo delle altre cose che proprio perché non se ne parla prendono il largo. E no, perché il pitbull ha già pagato sulla propria pelle tutto questo, e va detto. E anche quello che per pura necessità pratica e non per principio morale ha selezionato negativamente l'aggressività verso l'uomo, generazione dopo generazione, per oltre un secolo, non un'associazione di allevatori illuminati che voleva un cane di famiglia, persone che avevano bisogno di mettere le mani su quei cani senza perderle. Quindi quei cani, di fatto, se tu un pitbull diventa aggressivo sull'uomo, non è un pitbull. E questo è un altro tema. Questo non è revisionismo di parte, questa è storia. Il problema è che non fa prima pagina, me ne rendo conto, ma noi qui parliamo di cinofilia. Il progetto di questo canale è parlare di cinofilia, sbagliando ma documentandosi. Ed è bene dirlo qui con chiarezza, con grande fermezza. È il modo in cui funziona qualunque selezione artificiale. Il tratto costantemente scartato in riproduzione tende a scomparire dalla linea del tempo. Chiaro? Il tratto costantemente premiato tende a consolidarsi. E in questa storia il tratto scartato per la sopravvivenza stessa di chi allevava era l'aggressività diretta contro l'uomo. Ora questo è bellissimo, il mito della mascella bloccata. Qui siamo ai livelli del Doberman che gli esplode la testa. Siamo su dei livelli altissimi. Ogni processo mediatico ha il suo reperto falso, quello che circola per decenni prima che qualcuno lo metta davvero sotto la lente per cercare di dire come stanno le cose. Per il Doberman era il cervello che diventava più grande della testa e poi impazziva, il Pitbull ha dato il suo.
in questo senso. E tu hai capito di cosa sto parlando, perché tu l'hai capito. La mascella bloccata, il meccanismo di chiusura che non si apre più una volta serrata. Bene, vi faccio una confidenza, ero bambino e ci credevo anche io. Io ci ho creduto a questa cosa. Non ho vergogna a dirlo, fino a 14-15 anni io ero convinto di questa cosa. La pressione mostruosa superiore a qualunque altra razza. Il morso che una volta iniziato nessuno, nemmeno il cane stesso, potrebbe interrompere volontariamente. Non ha alcuna base anatomica. Nessuno studio di anatomia comparata ha mai individuato nel cranio, nella muscolatura, un dispositivo di aggancio meccanico diverso da quello di qualunque altro cane della specie Canis familiaris. Il muscolo temporale e il massetere, i due principali responsabili della forza di chiusura della mandibola, funzionano nel pitbull esattamente come in un labrador o in un barboncino. Dalla combinazione nessuna leva aggiuntiva, nessun nottolino, nessun meccanismo biomeccanico di lock. L'idea nasce, con ogni probabilità, dalla combinazione tra la determinazione comportamentale del cane durante lo scontro, la già citata gameness, che è un tratto motivazionale anatomico, e il bisogno del pubblico di trovare una spiegazione fisica, quasi da film, per un comportamento che è in realtà psicologico. E quando la forza del morso è stata effettivamente misurata in laboratorio comparando più razze con lo stesso protocollo, il pitbull non si colloca ai vertici assoluti della classifica. Pastori tedeschi e Rottweiler testati con metodologie comparabili esprimono valori di pressione mascellare pari o addirittura superiori. Il dato che rende un morso pericoloso quindi non è mai stato principalmente, l'hardware, no, della mandibola, è in larghissima parte il software comportamentale che decide se, quando e contro chi la mandibola viene utilizzata. E qui il capitolo si riallaccia direttamente al precedente. Quel software del pitbull da linea storica è stato selezionato per un secolo in direzione opposta all'aggressività verso l'uomo. La mascella di per sé non ha mai fatto la differenza. Voglio essere chiaro su questo, non io, gli studi, la storia. La decisione di usarla contro una persona, quella sì. Ed è proprio quella decisione che la storia selettiva di questa razza ha reso statisticamente meno probabile che molte altre linee canine. La confusione che alimenta il processo, perché c'è una confusione che alimenta il processo. C'è un problema a monte di tutta la discussione ed è quasi sempre il primo a essere ignorato. Quando si parla di pitbull, di quale cane si sta parlando esattamente? Tecnicamente l'American Pitbull è una razza specifica, è riconosciuta dalla United Kennel Club fino dal 1898, il primo registro cinofilo a farlo, proprio perché all'epoca la razza era già diffusa come cane da lavoro e da famiglia, non soltanto come dog fighting, come cane da combattimento. L'American Kennel Club, il registro più prestigioso, non l'ha mai riconosciuta come razza a sé, complice l'associazione storica con il dogfighting che l'HPC ha sempre voluto tenere a distanza dalla propria immagine pubblica. Ma questo è un tema. Nel linguaggio comune e soprattutto quello giornalistico e legislativo, pitbull è invece diventato un termine ombrello. Una razza sotto la quale mettere tutti i mali del mondo. È un termine che include l'American Pitbull Terrier, l'American Staffordshire Terrier, lo Staffordshire Bull Terrier inglese e in molte altre legislazioni locali americane anche l'American Bulldog. Ma attenzione, perché ad esempio nel resto del mondo dove non c'è un riconoscimento e quindi non c'è una selezione reale, tutto ciò che viene messo insieme diventa pitbull, ma non è così. Testa larga, o qualunque incrocio che presenti tratti morfologici simili. Il capoccione, la testa larga,
torace profondo, muscolatura compatta, indipendentemente dalla reale composizione genetica dell'animale. Questo non è un dettaglio tecnico irrilevante. È la ragione per cui buona parte delle statistiche citate nel dibattito pubblico sono, nella migliore delle ipotesi, imprecise. Uno studio che classifica come pitbull ogni cane dall'aspetto muscoloso e dalla testa larga, sulla base della sola identificazione visiva di un testimone o di un agente sul posto, sta di fatto raggruppando sotto un'unica etichetta razze e incroci con storie selettive anche molto diverse tra loro. Diversi studi genetici comparativi hanno dimostrato tassi di errore significativi in questo tipo di identificazione visiva, anche da parte di personale ben addestrato. Questo lavoro, va detto con onestà, in entrambe le direzioni può portare a sovrastimare il coinvolgimento della categoria pitbull in episodi gravi, ma rende ancora più fragile, non meno, qualunque tentativo di isolare con precisione l'effetto della sola genetica dell'American Pitbull Terrier specifico rispetto a quelle razze imparentate ma distinte, ciascuna con la propria storia selettiva particolare. Un dato interessante, non una prova definitiva, esiste da quasi 50 anni un ente che prova a fare ciò che il dibattito pubblico raramente si concede: sottoporre cani di razze diverse a un protocollo di valutazione standardizzato e uniforme. Si chiama American Test Society, spero di averlo detto bene. È stata fondata nel 1977, il test dura circa 12 minuti, 3 valutatori indipendenti osservano il cane tenuto al guinzaglio lungo, la lunghina, mentre viene esposto a diversi stimoli: estranei che si avvicinano in modo neutro e insolito, rumori improvviso, superfici instabili sotto le zampe, oggetti minacciosi che simulano un pericolo reale. Fallisce il test chi mostra panico senza capacità di recupero oppure aggressività non provocata verso stimoli neutri. Prima di guardare i numeri, va detto con la massima chiarezza cosa questo test è e soprattutto cosa non è, perché è qui che molte narrazioni, comprese quelle a favore del pitbull, scivolano nell'approssimazione. La TTS non misura quanto un cane sia sicuro in termini assoluti e i suoi stessi promotori lo dichiarano esplicitamente. Non è uno studio epidemiologico sui morsi, non stabilisce un rischio statistico di aggressione e il campione non è randomizzato. Sono i proprietari a scegliere volontariamente di presentare il proprio cane al test. Questo introduce un bias di selezione evidente. Chi porta un cane a un test pubblico di temperamento tende già ad avere, un cane ben socializzato o quantomeno nelle aspettative e una gestione sopra la media. Lo scopo dichiarato del test è valutare la stabilità comportamentale generale in uno scenario controllato, non stabilire una classifica di pericolosità tra razze. Con questo limite tenuto ben fermo davanti agli occhi, il dato resta comunque interessante da riportare e non è trascurabile. Anche i test a TTS mostrano per l'American Pitbull Terrier percentuali di superamento elevatissime, comprese a seconda degli anni di rilevazione tra l'83 e l'87%, sopra la media generale di tutte le razze testate. Una media che si attesta storicamente intorno, dall'altra parte, 83-84%. Quindi capite bene che a parità di padroni, di proprietari, di tester, il pitbull è in vantaggio e in linea o sopra i risultati di razze percepite come intrinsecamente rassicuranti, come il Golden Retriever o ad esempio il Barbone Standard. Questa è la statistica che divide i commenti. Vale la pena aggiungere un ultimo elemento di cautela, un elemento spesso ignorato anche da chi cita questi numeri in buona fede.
La TTS stesso specifica che i dati pubblicati sono dati grezzi, non uno studio scientifico sottoposto a revisione paritaria, non è un braccio di controllo e non esiste un controllo sulla rappresentatività della popolazione di cani effettivamente presentata al test rispetto alla popolazione reale della razza. Non è la prova regina e su questo voglio essere chiaro. E chiunque la presenti come tale sta semplificando oltre il lecito, ma è un indizio che merita di restare nel fascicolo. 1000 indizi non fanno una prova, contrariamente a chi dice che 3 indizi fanno una prova. No, però è un indizio. Non di esserne escluso per comodità narrativa. Il cane che l'opinione pubblica considera il più instabile del pianeta in quasi 50 anni di raccolta dati su decine di migliaia di soggetti volontari non mostra affatto un pattern di instabilità comportamentale superiore alla media delle razze e questa cosa credo sia giusto sottolinearla, con tutti i limiti metodologici appena descritti. Mi sembra, chiedo, credo e spero di aver più o meno mantenuto una certa rigidità, limiti che vanno tenuti in conto ogni volta che questo dato viene citato in un senso o nell'altro. Volevo dire questo, anche dall'altra parte però, altrimenti è troppo comodo. Ed eccoci al punto più scomodo, quello che una narrazione onesta non può saltare e che una narrazione di parte tende sistematicamente a liquidare in una battuta. Io no. Esistono studi, alcuni pubblicati su riviste veterinarie di rilievo, io cercherò di riportare tutto ciò che ho usato per la ricerca e oggi con gli attuali strumenti, se vogliamo, è anche un pochino più semplice, che riportano una sovrarappresentazione dei pitbull e dei cani di tipo pitbull nei casi di morsi gravi o fatali registrati negli Stati Uniti. È un fatto, i dati esistono. Ignorarli o bollarli come tutti falsi sarebbe disonesto quanto il processo sommario che stiamo mettendo in discussione. Ma questi studi sono a loro volta oggetto di una forte contestazione all'interno della comunità scientifica veterinaria e comportamentale, cioè non di allevatori di pitbull, per ragioni metodontologiche precise e documentate. Il primo problema è l'identificazione della razza. Esemplifico un passaggio. Se 2 pazzi fanno accoppiare 2 cani che somigliano a 2 pitbull, la magia non tira fuori un pitbull. Sono 2 pazzi che hanno accoppiato 2 cani che hanno comprato da un privato e che non ha una linea di sangue diretta. E loro probabilmente dicono essere pitbull. Buona parte di questi dati si basa sull'identificazione visiva del cane coinvolto. Ma ecco perché è importante nel mondo classificare i cani ed avere un pedigree, per gli appassionati come noi di cinofilia. Un metodo che diversi studi hanno dimostrato essere inaffidabile anche quando a giudicare sono professionisti veterinari, perché il pitbull non è tecnicamente una razza riconosciuta da tutti i registri cinofili. Quindi qual è lo standard al quale io mi affido? È una categoria fenotipica ampia, una categoria che include incroci morfologicamente simili ma geneticamente distanti. Cioè tra l'American Staffordshire riconosciuto e il pitbull c'è un abisso. Il secondo problema è la popolazione di riferimento. Non esiste un censimento affidabile di quanti pitbull vivano realmente negli Stati Uniti. Avrete notato che al momento sto parlando di pitbull negli Stati Uniti perché non voglio coinvolgere l'emotività del settore italiano. Questo rende impossibile calcolare il tasso di incidenza reale, il famoso braccio di controllo. Sapere quanti morsi ci sono in rapporto a quanti cani di quella razza esistono. E non soltanto il numero assoluto di morsi, cioè 100 morsi, ok, presi da 100 pitbull immaginati, ma quanti ce ne sono di pitbull? Perché se ce ne sono 100 è una cosa, se ce ne sono 10 milioni è un'altra. Il terzo problema sono i fattori confondenti. Le modalità di allevamento, le condizioni di gestione, l'addestramento ricevuto e la diffusione stessa della razza in specifici contesti, e qui mi sento di dire anche in Italia,
socio-economici. Spesso proprio quelli in cui la gestione responsabile del cane è più difficile da garantire. Per questo insieme di ragioni non esiste oggi un consenso univoco scientifico definitivo sul peso relativo alla genetica rispetto all'ambiente in questi casi. Così come in questi casi chi sostiene con certezza assoluta che sia solo l'educazione sta affermando più di quanto i dati oggettivamente nel merito permettano. Chi sostiene con la stessa certezza che sia la razza in sé sta commettendo lo stesso errore, ovviamente in direzione opposta. Quello che la letteratura comportamentale, quando viene analizzata caso per caso e non attraverso il titolo di un giornale, individua con maggiore costanza sono alcuni fattori di rischio, ricorrenti. Fattori trasversali a tutte le razze coinvolte in incidenti gravi, cani lasciati incustoditi o isolati socialmente per lunghi periodi, perché no, in alcuni paesi, soprattutto nel Midwest, nella spina dorsale americana, a catena per mesi interi, assenza totale di socializzazioni, zone quasi desertificate, socializzazione nelle prime settimane di vita pari a zero, gestione irresponsabile o assente da parte del proprietario, maschi per definizione interi non gestiti correttamente dal punto di vista comportamentale. Questo non significa che la genetica non conti nulla, accidenti, e sarebbe un errore altrettanto grave affermarlo. Significa che il dibattito scientifico su quanto conti il rapporto all'ambiente e alla gestione resta apertamente irrisolto. E chiunque vi racconti il contrario, in un senso o nell'altro, vi sta offrendo una versione della realtà più semplice di quella che i dati di oggi permettono di sostenere. C'è un ulteriore livello di onestà che questo documentario deve alla materia ed è forse il più importante per chiunque possieda o voglia possedere o è semplicemente curioso un pitbull. La stessa storia selettiva che ha ridotto l'aggressività verso l'uomo ha contemporaneamente, nella direzione opposta, rafforzato la soglia di reattività verso gli altri cani. Questo sì, fa parte della stessa moneta. Non è una contraddizione della tesi che stiamo sostenendo, no, è il completamento necessario. Un pitbull da linea storica può mostrare con maggiore frequenza rispetto ad altre razze una soglia di tolleranza più bassa nei confronti di segnali di conflitto provenienti da altri cani, soprattutto se non è stato correttamente socializzato e con tanta pazienza nei primi mesi di vita, o se è stato esposto a stimoli competitivi ripetuti. Questo è un tratto comportamentale reale, documentato. E un proprietario che minimizzi o neghi questo aspetto, magari proprio per difendere l'immagine pubblica della razza, sta facendo un cattivo servizio alla razza, sia al cane che possiede, sia alla causa che intende sostenere. Un documentario che voglia essere davvero autorevole e non semplicemente militante, deve dire con la stessa chiarezza entrambe le cose. La selezione storica ha ridotto l'aggressività verso l'uomo, altrimenti avrebbe fallito, e ha mantenuto quella verso gli altri cani, altrimenti avrebbe fallito. Sono due direzioni distinte di una traiettoria della stessa storia genetica e confonderle è una millanteria o in alternativa un errore. Sostenere che un pitbull buono con le persone sia di rimando automaticamente buono con tutti i cani è l'errore concettuale su cui si regge buona parte delle tragedie evitabili legate a questa, ovviamente, razza. Quelle che coinvolgono altri animali domestici lasciati incustoditi insieme, un dato concreto, poco citato, ma utile a fissare il punto. Alcune analisi condotte su cani sequestrati durante indagini per dogfighting hanno cercato una correlazione tra
le cicatrici da combattimento riportate sul corpo animale e il suo effettivo livello di aggressività verso gli altri. Un livello misurato attraverso test comportamentali standardizzati. La correlazione tra le due cose è risultata reale, ma tutt'altro che assoluta. Una parte significativa dei cani privi di cicatrici mostrava comunque reattività verso i propri simili, mentre alcuni tra i cani più segnati dalle cicatrici non la mostravano affatto. Anche qui, quindi, il singolo indizio visivo, questo cane non sembra un ex combattente, non basta a predire il suo comportamento reale, né in un senso, attenzione, né in un altro. Vale per la reattività verso i cani esattamente quanto vale nel capitolo precedente per l'identificazione visiva della razza. Cerco di puntualizzare punto per punto, a rischio di sembrare un po' prolisso, perché il pitbull merita tale attenzione. Le scorciatoie percettive raccontano sempre meno di quanto promettano, perché ci crediamo comunque. Se la storia della selezione racconta questo con una coerenza che attraversa più di un secolo di documentazione, perché la percezione pubblica racconta l'esatto contrario da appena 40 anni? La risposta ha più a che fare con la sociologia americana degli anni '80 che con la genetica canina. Il pitbull, insieme ad altre razze forti e imponenti come il Rottweiler, diventa in quel decennio il cane scelto da chi cercava uno status symbol da strada. Sono tanti i film che raccontano questa roba qui. Prima ancora di tutto uno strumento di intimidazione visiva. Prima ancora che reale, che funzionale, non per le sue caratteristiche genetiche originarie, di cane relativamente docile verso l'uomo, ma per la sua forza fisica evidente e per un'immagine che media complici. Una manciata di casi eclatanti, amplificati a livello nazionale, avevano già iniziato a cucirgli addosso. Un lavoro di sartoria editoriale. È un meccanismo che la storia della cinofilia conosce fin troppo bene e che si è ripetuto con altre razze, prima e dopo il pitbull, il Doberman negli anni 70, il Rottweiler negli anni 90, oggi in alcuni contesti europei il cane corso o l'Amstaff. La razza cambia, o meglio, la razza cambia, mi viene da dire una cosa, cambia proprietario sociale, cambia contesto urbano, cambia linguaggio urbano e la sua reputazione pubblica cambia insieme a quel proprietario, molto più velocemente di quanto oggettivamente cambi il suo patrimonio genetico, che avrebbe bisogno di tempo, di decenni per cambiare. In alcuni paesi questo ha portato a legislazioni specifiche per razza, la cosiddetta Breed Specific Legislation. Legislazione che numerosi studi veterinari indipendenti hanno messo in discussione pure proprio per l'assenza di una correlazione solida tra il fenotipo razziale e il rischio comportamentale reale. Una volta isolati i fattori di gestione, il ribaltamento del tavolo. Ultimo capitolo, il ribaltamento del tavolo. Torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto questo documentario. Un cane, la cui linea da combattimento ha selezionato negativamente per oltre un secolo e per pura necessità pratica l'aggressività verso la mano che lo gestiva, un cane che nei test di temperamento standardizzati con tutti i limiti metodologici che abbiamo raccontato senza nasconderli, non mostra un pattern peggiore della media delle razze. Un dibattito scientifico sui morsi gravi che resta apertamente irrisolto, non chiuso a favore di nessuna delle due tesi di campo, e una reattività verso gli altri cani che è reale, documentata, allevata, e che nessun proprietario responsabile dovrebbe mai minimizzare in nome della propria passione per la razza.
Il verdetto sommario che la cronaca ha scritto sul Pitbull negli ultimi 40 anni non regge a un fascicolo letto per intero. Il cane più temuto d'America è, storie e dati alla mano, un caso molto più complesso e molto meno unilaterale nella direzione del pericolo di come viene comunemente raccontato e poi percepito. Raccontato dai media, percepito dalle masse. Non perché sia un cane buono per definizione, no! Nessuna razza lo è e nessuna selezione genetica esclude mai la responsabilità di chi quel cane lo alleva, lo cresce, lo gestisce ogni giorno, ma perché la sua storia selettiva racconta con una precisione documentale che raramente troviamo altrove nella cinofilia una direzione così esplicita per un secolo costante verso la competizione con i propri simili, che di fatto allontana tutto ed è qui che si ribalta il tavolo. E si ribalta su basi che altresì reggono al controesame. Il problema non è quasi mai il cane che avete davanti, è il racconto che vi hanno consegnato su di lui prima ancora che lo incontraste. E molto più spesso di quanto la cronaca ammetta. Chi tiene in mano il guinzaglio, ovviamente, dall'altro capo. Non chiudiamo con una rassicurazione facile, perché non è quello il compito di un documentario serio, o quantomeno che si prende sul serio. Chiudiamo con un invito più scomodo e più utile. La prossima volta che sentirete pronunciare la parola pitbull con il tono di condanna che l'accompagna da 40 anni, provate a chiedervi quali delle due storie vi stanno raccontando. Quella scritta nei fascicoli, nella genetica, nei numeri raccolti in mezzo secolo di osservazione, oppure quella scritta molto più in fretta da un titolo di giornale che deve vendere copie. Noi, in questo canale, stiamo nella prima parte del fascicolo, quelli che leggono e quelli che studiano. Spero di aver fatto un filo di giustizia nella storia di una razza martoriata come in passato è stato il Doberman, come in passato è stato il Rottweiler e come me, da oltre 40 anni, è il Pitbull. Al prossimo documentario. Se questi contenuti vi piacciono, sostenete il canale. Abbonatevi al canale. Iscrivetevi ai miei profili social. Nel senso, molti vivono questa community così. Tanto no, a me piace proprio. Fatemi domande, scrivete nei commenti, commentate, a me piace. Ma soprattutto fatemi vedere che ci siete. Quindi fate girare i video. Tanto nel tempo abbiamo costruito una community non tossica. Si escludono da solo, cioè quelli che entrano, il cane mio, quelli si escludono da solo. Quindi seguitemi su LinkedIn, su Facebook, su Instagram, ho un canale Telegram che si chiama Emanuele Artibani, ho voluto dare un nome originale. Seguitemi dappertutto, tanto sapete come trovare, cercatemi e seguitemi. Magari fatemi anche riconoscere, perché è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Ricordo che ogni martedì esce un nuovo video e vi chiedo anche di mandarmi i vostri suggerimenti su quali sono i video che vorreste vedere. Non sono un jukebox, però magari provo a fare quelli che più o meno piacciono a tutti. Oh, magari piacciono a me.